A me sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il commento del presidente del Veneto sul censimento dei Rom deciso dal ministro Matteo Salvini sulle polemiche in seno adesso, soltanto una inutile bagarre, aggiunge. Non siamo davanti a leggi razziali, a selezione etnica o altre robe che ho visto scritte che fanno rabbrividire, soprattutto per i contenuti che qualcuno ha voluto dare alle dichiarazioni di Salvini. Salvini non ha bisogno di un avvocato difensore, si arrangia da solo a difendersi. Tra considerazioni e precisazioni si deve discutere di problemi veri, cioè che riguardano la sfera sociale, dice Zaia. Però io dico, mi sono anche messo nei panni di un cittadino, sarà pur possibile capire se hanno un codice fiscale in tasca oppure no, e quindi penso che questo, al di là delle battute, vada nella direzione di capire cosa, di capire bene come sia il fenomeno, censirlo, ma soprattutto capire se sono delle situazioni di degrado e di disagio. Nel disagio e spesso nel degrado non si parla mai di chi è la vera vittima, spesso inconsapevoli, i bambini, conclude. Mai nessuno parla in queste ore dei bimbi che troviamo ai semafori delle città, dei bimbi obbligati a fare l'accattonaggio, dei bimbi che magari subiscono violenze, sevizie o quant'altro. Io non voglio generalizzare perché c'è brava e cattiva gente dappertutto, però è bene che giustamente si ponga la questione, che lo faccia il Ministro degli Interni mi sembra anche legittimo.